Cosa che fa? Il Consiglio regionale sta lavorando alla manovra di bilancio 2023, una manovra che le opposizioni definiscono insoddisfacente e inadeguata rispetto alle esigenze attuali del Veneto. Noi siamo tornati a chiedere interventi prima di tutto per le case di riposo, l'innalzamento delle rette per le famiglie rischia di essere assolutamente insostenibile e poi sulle borse di studio. Ci sono tanti studenti universitari in Veneto che devono abbandonare l'università perché anche se ne avrebbero diritto non ricevono la borsa di studio. Per cui interventi per le famiglie, per il sociale. Il Presidente Zaia su questi temi oggi non ha dato risposte. Io penso ci possano essere tanti strumenti, uno è sicuramente l'introduzione dell'addizionale IRPEF, c'è la possibilità di ricorrere all'indebitamento, c'è la possibilità di utilizzare le entrate correnti per spese in conto capitale, ci sono diverse possibilità. Io non ho capito dove vuole andare, dove vuole portare questa regione travolta dalla pandemia e ora anche esposta al rischio di recessione economica. Ma il Presidente, che oggi in Consiglio ha parlato per circa un'ora e mezza, replica così. Io sostanzialmente ho detto quello che è vero, cioè che il Veneto è primo ha primati a livello nazionale per spesa pro capite, per virtuosità, per livelli essenziali di assistenza. Allora, se guardiamo la classifica nazionale, il Veneto è primo in quasi tutte le classifiche. Dall'altro c'è anche da dire che abbiamo fatto una scelta di essere no tax, tax free, siamo gli unici in Italia, qualcuno ha detto che non va bene così, noi diciamo invece che va bene così, visto e considerato che abbiamo fatto fare una bella cura dimagrante all'ente regione, ovviamente tagliando tutti gli sprechi possibili e immaginabili. Nei prossimi giorni le opposizioni saranno agguerrite. Nei prossimi giorni su questi temi daremo battaglie e chiederemo alla Regione risposte, perché da troppo tempo attendono i cittadini del Veneto risposte sul sociale, sulla sanità appunto. La carenza dei medici sta dando problemi a tantissimi cittadini del Veneto. Noi contiamo che la maggioranza possa ascoltare queste richieste forti che arrivano non da noi ma direttamente dai cittadini.